Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Una donna di 50 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Circolo dopo essere stata investita da un furgone pochi minuti prima delle 17 in via Monterosa a Varese. Il suo corpo è rimasto incastrato sotto il mezzo ed è stato liberato dai vigili del fuoco. In serata ulteriori particolari su prealpina.it. E spostiamoci a Legnano, si rompe una tubatura del riscaldamento e metà delle classi del liceo Galileo Galilei viene rimandata a casa per il troppo freddo. È successo questa mattina quando ci si è resi conto che non si sarebbe fatto in tempo a riparare la falla che era stata scoperta ieri pomeriggio con l'acqua che dal primo piano aveva impregnato i controsoffitti di 2 aule al piano terra, facendo staccare anche alcuni pezzi di soffitto. I responsabili della scuola a quel punto avevano subito chiamato i tecnici, intervenuti peraltro con tempestività, ma il problema si è rivelato più grave del previsto e questa mattina non si è potuto riaccendere il riscaldamento in tutta la scuola. Così, quando al suono della campanella i ragazzi sono tornati sui banchi, metà aule era immersa in un clima polare. Di qui la decisione di rimandare a casa circa 25 classi di un'ala del plesso di via Gorizia, dopo aver avvertito i genitori dei ragazzi. Le rimanenti sezioni, dove il riscaldamento ha continuato a funzionare, hanno invece proseguito a fare lezione regolarmente. E ora ci spostiamo a Luino per un episodio curioso. Mi hanno ritirato la patente, per favore, puoi venire a prendermi in caserma? Quando il suo amico gli ha chiesto aiuto, non ha saputo dire di no. È salito in macchina e si è diretto verso la caserma dei carabinieri, ma sulla sua strada si è imbattuto in una pattuglia dell'Arma che lo ha fermato per un controllo. E per il 44enne della Valcuvia sono iniziati i guai. Era infatti anche lui senza permesso di guida e l'auto non aveva la copertura assicurativa. Per lui il sequestro della vettura e maximulta. Ma non è tutto, pur essendo destinatario di un avviso del questore, misura che tra l'altro gli vietava di possedere un telefonino, aveva con sé un cellulare e così ha incassato pure una denuncia. Alla fine i due amici sono tornati a casa assieme, ma a piedi e carichi di denunce. Ricercato per violenza sessuale compiuta in Germania, è stato arrestato in autolavaggio a Marnate. È stata la squadra mobile di Varese a rintracciare il 23enne di origini pakistane, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo spiccato dalle autorità tedesche. Lo scorso 10 dicembre il Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero dell'Interno ha diramato l'avviso di ricerca del giovane. La mobile ha subito avviato le indagini, accertando che si era trasferito in provincia di Varese. L'uomo è stato individuato alle prime luci dell'alba in un autolavaggio di Marnate dove era stato assunto. Completate le pratiche di rito, l'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Varese in attesa delle procedure di estradizione. E la questura ha emesso l'11 dicembre scorso un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza al ristorante Ponderosa Relax a Castelseprio per motivi di ordine pubblico, una decisione che arriva in seguito al sopralluogo effettuato con l'ausilio di Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza per la festa di Natale delle scuole, che ha portato ad accertare una serie di violazioni amministrative in materia di prevenzione incendi e pubblici spettacoli, oltre al mancato rispetto della normativa sulla prevenzione della diffusione del Covid-19. Sul posto, infatti, erano state trovate oltre 450 persone, tutte senza mascherina, in palese assembramento. E chiudiamo con un lutto. Busto Arsizio piange Fra Silvestro Rosio, l'uomo degli ultimi, il francescano vicino ai casi più disperati. Si trovava in Africa, a Gibuti, dove si occupava per la Caritas dei bambini di strada. I suoi post sui social parlano di giorni sereni vissuti accanto ai piccoli, cercando di ascoltare le famiglie e fare sempre il bene dell'altro, restando in contatto con i tanti amici in Italia. Da alcuni giorni non si sentiva bene, ma nulla faceva pensare a qualcosa di serio. Si è spento invece questa mattina a 65 anni e ora il convento dei frati di Santa Croce, da cui era partito un paio di anni fa, è in lutto, così come la comunità di Monza, poiché il religioso era originario di Biassono. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!